Non solo tradizione, ma innovazione sociale. A Casa Veneto, nel cuore delle Paralimpiadi di Milano Cortina, l'artigianato veneto mostra come il su misura possa trasformarsi in libertà e autonomia per le persone con disabilità. Un incontro promosso da Confartigianato Imprese Veneto, che ha intrecciato storie di imprese, tecnologia e inclusione raccontate anche nel docufilm The Sound of Artisan, dedicato ai mestieri e ai territori del Veneto. L'intelligenza artigiana arriva anche qui ad abbattere barriere, ad essere inclusivo e a dare l'opportunità ogni giorno di autonomia anche alle persone disabili. In una regione dove vivono oltre 314.000 persone con disabilità cresce anche il numero di lavoratori occupati, numeri che spiegano perché l'artigianato personalizzato non sia più una nicchia ma una risposta concreta ai bisogni di mobilità, accessibilità e qualità della vita. Io parlo sempre del fatto che dobbiamo lavorare insieme, mondo del terzo settore, mondo istituzionale, mondo dell'impresa, quindi mondo privato. Io credo che nessuno di noi tre possa camminare da solo, perché abbiamo bisogno di sostenerci a vicenda con la capillarità che gli enti del terzo settore hanno e riescono a raggiungere, con la legittimazione delle istituzioni, ma con la grande forza e potenza che il mondo privato, il mondo delle imprese può dare e può immettere davvero in questa rete. Tra le storie più significative portate a Cortina, quella di un maestro d'ascia veneziano che ha progettato una barca accessibile anche a chi si muove in carrozzina e che adatta automobili sulle capacità motorie di ogni persona, ed ancora chi produce abbigliamento tecnico per persone con disabilità o malattie invalidanti. È un momento molto importante, essere qui presenti per le Paralimpiadi significa anche raggiungere un punto d'arrivo. Noi realizziamo abbigliamento per persone con disabilità e quindi essere presenti oggi è un completamento ad un nostro percorso. Storie diverse unite dallo stesso principio, progettare non in serie ma attorno alla persona. Un artigianato che non costruisce solo oggetti ma nuove possibilità di autonomia.